Assessore, questa mattina ci ha fatto un bilancio con i consorzi bonifica di questo 2016 che l'ha definita una buona annata, tuttavia c'è ancora molto da fare. Quali sono i suoi auspici per il 2017? Abbiamo avuto un anno che in partenza sembrava un anno difficile, invece poi grazie anche all'intervento comunque del bilancio regionale in cui ci sono varie risorse abbiamo dato ai consorzi di bonifica del Veneto più di 32 milioni di arretrati dei pagamenti di opere già eseguite, quindi sicuramente è una bella boccata di ossigeno ai consorzi di bonifica e naturalmente questi incontri servono anche per confrontarci anche per il futuro. Noi abbiamo il bilancio di previsione adesso in discussione in Consiglio, abbiamo messo a disposizione dei consorzi di bonifica ulteriori somme soprattutto per le urgenze, per le manutenzioni anche delle idrovore, degli impianti che comunque hanno di pompaggio, che hanno magari anche i loro problemi. Secondo me siamo vicini a loro per la manutenzione, ma allo stesso tempo anche con un sprono da parte dei consorzi di bonifica, dei loro presidenti e dei loro direttori, affinché oltre alle emergenze, oltre alle manutenzioni, si guardino anche i progetti che sono rimasti magari in corso per i prossimi anni. Soprattutto abbiamo due grandi sfide, che è quella del Rendis a Roma e del piano irriguo nazionale, dove ci sono fondi europei statali, dove il Veneto e i consorzi di bonifica del Veneto con più di 480 milioni di progetti pronti possono fare la parte del leone per avere dei ritorni sul territorio di nuove progettazioni ma anche di finanziamenti che ci spettano. Stamattina ha ribadito il concetto secondo cui nei prossimi anni si deciderà un po' il futuro dell'agricoltura. Cosa intende? Sicuramente dalla Commissione europea, da quello che comunque arrivano degli input importanti su quello che sarà il futuro della nostra agricoltura, che va sempre a essere più competitiva rispetto alla globalizzazione che è in corso a livello internazionale, e quindi dovremmo essere appunto più efficienti, dovremmo ridurre i costi, ma allo stesso tempo avere insieme ai consorzi di bonifica a disposizione la risorsa acqua per dare una risposta importante alle nostre imprese che possano produrre con minor costi e quindi essere appunto più competitivi nei mercati internazionali.